Uscendo mi sono trovato 4-5 persone in passamontagna che stavano cercando di rubare, insomma, da 5 secondi, 5 minuti massimo, perché me ne sono accorto e gli sono andato addosso, gli ho urlato ladri, 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 molto forte, e niente, sono scappati subito, durato tutto 3 secondi, 30 secondi il tutto, e sono uscito di corsa, gli ho preso la targa e ho chiamato subito i carabinieri, ma ad oggi niente, insomma. Ancora ladri, ancora di prima mattina a Mogliano, in via Ragazzi del 99. Davide Gaiba si era appena alzato ed era da solo in casa e se li è trovati davanti, appena aperta la porta della camera. Erano 4, piuttosto alti e grossi, che Davide è riuscito a mettere comunque in fuga dopo aver gridato loro le parole ladri, ladri. E sono scappati con una BMW X4, una macchina anche bella, insomma. È caccia quindi a questa BMW che nei giorni scorsi non pare essere stata vista in giro da nessuno, ma è nota ai carabinieri. I carabinieri hanno detto che li conoscevano già, come l'80% delle volte dicono, e probabilmente la macchina era stata rubata, quindi non è che potevano risalire. Ad oggi non so nulla. La situazione a Mogliano è comunque critica. Gaiba, che pur in casa ha telecamere di sorveglianza che però erano spente, e pur non essendosi troppo spaventato, avverte il disagio della cittadinanza. Ci stavamo pensando con gli amici, non so, un drone o una ronda fatta di persone, qualcosa, perché qui a Mogliano, ragazzi, è incredibile. Cioè, chiunque nell'ultimo anno ha avuto un furto o conosce qualcuno che è entrato. Bene o male, io sono un ragazzo forte in giovane età e non ho troppa paura, però sì, posso immaginare che ad altre persone questa situazione insomma, non è del massimo delle cose. Insomma.